Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto e ben ritrovati per quanto riguarda le ultime notizie del mattino. 5 persone sono state soccorse nelle prime ore di oggi dal personale sanitario a seguito di un principio di incendio che si è sviluppato negli spazi di un'abitazione che sorge nel territorio di Butrio. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco si è sviluppato un rogo che ha interessato una parte dell'abitazione con produzione di fumo all'interno. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente dal pronto soccorso di Cividale del Friuli che ha preso in carico persone intossicate e trasportate d'urgenza all'ospedale di Udine precauzionalmente per sospetta e presunta intossicazione per aver respirato fumo da combustione. Attivate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Gli operatori della sala operativa regionale della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia hanno attivato questa mattina intorno alle 5 i volontari della Croce Rossa del Gemonese per dare supporto su richiesta, per quanto di competenza, ai passeggeri di un treno nel tratto tra Gemona e Venzone della ferrovia Pontebana, la cui locomotiva ha subito un danneggiamento legato a un surriscaldamento che ha successivamente provocato un piccolo incendio che ha impedito al convoglio stesso di proseguire. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria. I passeggeri, circa 150 persone, non hanno avuto tuttavia necessità di supporto. Nessuno è rimasto ferito. La locomotiva in avaria è stata successivamente trasferita nello scalo merci della stazione di Gemona del Friuli. Non si registrano particolari disagi alla circolazione ferroviaria. Restando in tema, è tornata regolare la circolazione nel tratto tra Bivio di Aurisina e Trieste Centrale dopo che un guasto alla linea elettrica aveva richiesto l'intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e dell'Enel che in poco tempo hanno risolto il problema. I treni regionali hanno subito limitazioni di percorso, cancellazioni e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 30 minuti. La Guardia di Finanza di Pordenone ha denunciato l'autorità giudiziaria a 73 stranieri che per percepire il reddito di cittadinanza hanno falsamente dichiarato di possedere un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, tipologia rilasciata ai cittadini di paesi terzi che da almeno 5 anni posseggano un permesso di soggiorno in corso di validità e siano in grado di dimostrare la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all'assegno sociale annuo e la conoscenza della lingua italiana. L'ammontare dei contributi pubblici erogati ai 73 non aventi titolo è pari a 433.000 euro. Nei confronti di tutti e 73 indebiti percettori è stata proposta l'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo volto a garantire le pretese erariali. Un ordigno bellico è stato ritrovato nell'area destinata ad accogliere i sedimi di dragaggio situata nella zona dell'Arginatura sul lato del sito di interesse comunitario a Monfalcone. A dare notizia l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scocimarro. Il rinvenimento è stato compiuto dagli operai della ditta incaricata di eseguire lavori di dragaggio. Al fine di evitare problemi per la sicurezza, il responsabile unico del procedimento e il direttore dei lavori hanno deciso di sospendere immediatamente l'intervento, procedendo alla messa in sicurezza dell'area già recintata, comunicando inoltre ai carabinieri il ritrovamento. A seguito delle verifiche, chiarisce l'assessore nella nota, si procederà in coordinamento con il Genio Militare alla rimozione e brillatura dell'ordigno. Contemporaneamente la Regione Friuli Venezia Giulia ha già predisposto ulteriori indagini finalizzate ad escludere la presenza di altri ordigni. Solo al termine delle rilevazioni si potranno riprendere i lavori. Chiudiamo qui questa edizione flash, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.